oggi è voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai voto tu, distrattamente pensa a me. Salve a tutti, sono Aldo Mariniello, questo è un video sempre per aiutarvi a come suonare la chitarra. Quella che avete ascoltato è la partitura che io ho messo anche su Facebook, questa. Chi la vuole me la può richiedere. In questo modo per dimostrare che si può cantare e anche soltanto suonarla per chitarra sola. Allora, sono qui di nuovo perché mi avete chiesto come coordinare le mani sulla chitarra, perché spesso si dice, vabbè, facciamo questo, facciamo là. E vabbè, oggi guarderò di qualche esercizio per il coordinamento delle mani. Ma perché solo di questo esercizio qua e non altri? Perché ogni chitarrista, ogni musicista che io non conosco chiaramente, può avere qualche difficoltà. Cioè, può esserci il chitarrista che già suona e magari che non riesce a fare certe determinate cose, quindi ha un piccolo problema che può risolvere. Allora mi chiede, allora come devo fare per risolvere questo problema? Io suono già, faccio gli accordi, faccio l'assolo, conosco le scale, conosco insomma vari moduli per suonare. Ecco, io ho questo problema magari del legato, la legatura. Ecco, per esempio la legatura è questa. Faccio un piccolo esempio. Vedi? La legatura ascendente, discendente. E magari uno dice, ma come faccio a fare questa legatura? Non riesco a farla. Ecco, questo è uno dei motivi per cui uno mi chiama e mi dice, guarda, io vorrei risolvere, mi fai un video, proprio un video prettamente per me, per dimostrarmi nei dettagli cosa devo fare per risolvere questo problema. Magari un altro c'ha il problema del famoso barré, della barra, ok? O della barra intera, il doppio barré, ok? Cioè come devo fare? E mi chiamano anche per questo. Va bene, quindi ogni chitarrista, ogni musicista che ha già iniziato il cammino può avere qualche difficoltà e magari può chiedere spiegazioni. Siamo qui per questo. Allora, torniamo all'esercizio per il coordinamento delle mani. Allora, il primo esercizio è questo. È molto semplice, è elementare, diciamo così. Ok? Allora, vi faccio vedere. Iniziamo sulla seconda corda, il Si. Eccolo. Ok? E mettiamo il primo dito. Ok? Poi, secondo passo, aggiungiamo il secondo dito. Queste note sono Do naturale, eccolo, Do diesis alterato. Significa alterato. Alterare, quando uno altera la voce, non alterare la voce. Noi invece alteriamo le note, eccola qua. Do diesis. Ok? E suoniamo queste note. Allora, il primo dito rimane fermo, mentre solleviamo il secondo, Ok? Quindi facciamo la nota Do, la suoniamo e poi suoniamo il Do. Non fate caso che sto suonando col mignolo per non poi perdere la posizione, ok? Non sono un mago, ok? Allora, osserviamo, adesso lo suono con le dita, la mano destra. Do, secondo dito, Do diesis, ok? Non alzo il dito indice, vedi? Ok? Lo tengo fermo. Questo sono il primo movimento per coordinare le mani. Ora andiamo avanti. Utilizziamo il terzo dito. Eccolo qua. Cioè meglio. Il primo resta sempre fermo e il terzo dito suona la nota Re. Siamo sulla seconda corda, ricordo, ok? Guarda. Ok? Adesso metterò un po' le mani un po' più comode. 1, 2. Quindi contiamo Do, Re. Con la voce sto in ottava sotto, ottava bassa. Se no dovevo cantare Do, Re. No, invece così. Allora, Do, Re, Do, Re. Battiamo il piede.
1, 2, 1, 2, 1. Vedi che non sollevo il dito io? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'è anche il mignolo, quindi sempre utilizziamo il mignolo, eccolo qua. Il do rimane fermo, qua siamo un po' più in difficoltà. Sempre il primo dito fermo, quarto dito, un mi bemolle, viene chiamato così, sta al quarto tasto, ok? Quindi 1, 2, mamma mia che posizione, ok? Però stando più comodi faccio così, ok? In estensione, per il dito. Comunque cercate sempre di posizionarvi sempre, doppia parola, vicino alle barrette del capotasto, barrette di metallo, va bene? Ok? Quindi guarda, 1, 2, 1, 2, piano piano, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ok? Allora, se avete qualche problema, qualche altra indicazione, me lo potete dire. Ok? Continuo ancora su questo primo tasto del do, mi bemolle, do, mi bemolle. Quindi 1, 4, 1, 4. 1 è il dito, 4 è questo. 1, 4, 1, 4. Ok? Poi 1, 2, 3. Quindi utilizziamo il primo, il terzo dito e il quarto dito. In terzina viene chiamato così nella musica. Terzina. Dire qualche cosa che ha sapore di Napoli, Napoli. Eccolo qua, vai. Napoli, 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 Napoli lentamente. Napoli lento. Lento, 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 Napoli, Napoli. Ok? Poi adesso utilizziamo invece tutti e quattro tasti, sempre la seconda corda, ok? Si vede? Sì, si vede, Dai. 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi abbiamo do diesis, re diesis. Ma quello è il mi bemolle. Sono omologhi, vengono chiamati così. Ok, guarda. Piano piano. 1, 2, 3 e 4. Il pollice girerò la chitarra. Deve stare dietro, chiaramente, ok? Che dà forza alle dita. Attenzione, se non utilizzate bene il pollice non esce niente. Allora 1, 2, 3 e 4, ok? Poi una volta che siete riusciti a tenere presa con le dita, questa è palestra, ragazzi, ragazze e ragazzi, signori e signori, è una palestra, quindi serve proprio a questo, Una volta che siete diventati un po' più bravi potete aumentare la velocità. Ok, guarda. Ci esce pazzo così. Vabbè, quindi ok? Ok? Va bene così. Ok? Perfetto. Allora, se qualche cosa mi chiamate, potete anche chiamarmi. Fate la richiesta, il video, qual è la vostra difficoltà? Ditemelo. E forse si risolverà. Adesso